Lavagna ricorre contro la decisione della Corte dei Conti che ha bocciato il piano di rientro della Commissione straordinaria. La sentenza attesa al massimo ai primi di marzo. Meno 20% di prenotazioni per Capodanno ed Epifania nel Levante, a rischio anche i posti di lavoro. Gli albergatori, occorre cambiare la strategia di comunicazione subito. Santa Messa di Natale nella residenza Anni Azzurri di San Pier di Canne a Chiavari. Nella luce del Natale non c'è un solo giorno della vita che sia inutile. La pace nasce dal dono della vita. Questo è il messaggio che i bambini del catechismo delle parrocchie di Lavagna hanno voluto fare alla città donando ai commercianti il presepe. Oltre 400 persone a Sestri Levante hanno assistito al concerto degli Heart & Soul. La band del South Carolina per la prima volta in Europa ha proposto un ampio repertorio di canti della tradizione gospel. Buonasera ai telespettatori di Tigullio Oggi. La politica amministrativa in apertura nel nostro telegiornale. Verrà infatti presentato a breve il ricorso di Lavagna contro la decisione della sezione di controllo della Corte dei Conti che ha bocciato il piano di riequilibrio finanziario del Comune. La commissione prefettizia ha da tempo ancora qualche giorno ma ha già ufficializzato la decisione. La sentenza definitiva a questo punto si attende al massimo per i primi di marzo. Facciamo il punto. La commissione straordinaria che governa Lavagna farà ricorso contro la decisione della sezione regionale Ligure della Corte dei Conti che ha respinto il piano di riequilibrio finanziario pluriennale. La decisione è stata presa ed ufficializzata. Il ricorso di fatto verrà presentato entro il 12 di gennaio, giorno in cui scade il termine di 30 giorni che la legge prevede per ricorrere contro questo tipo di sentenza. I commissari che governano il comune sciolto per infiltrazioni mafiose hanno avuto modo di leggere le motivazioni della sentenza che stima in più di 11 milioni il dissesto finanziario del comune di Lavagna. La sezione regionale di controllo, che ha disposto il trasferimento degli atti alla procura contabile per la verifica di eventuali ulteriori responsabilità omissive con conseguente danno erariale, aveva di fatto bocciato il programma di rientro del buco di bilancio che è stato causato in primis da cause legali. Ora i commissari presenteranno ricorso alle sezioni riunite della Corte dei Conti, il che, giurisprudenza alla mano, dovrebbe avere l'effetto immediato di sospendere la decisione sulla deliberazione del dissesto. La decisione del grado superiore della magistratura contabile dovrebbe arrivare a breve. In casi analoghi, la sentenza è arrivata in meno di 2 mesi dalla presentazione del ricorso. Si ricorda infatti una situazione simile che ha interessato il comune di Bracciano, alle porte di Roma, che ricevette la sentenza definitiva a fine novembre, a fronte di un ricorso presentato ad inizio ottobre. La sentenza delle sezioni riunite della Corte dei Conti dovrebbe dunque arrivare alla fine di febbraio o al massimo all'inizio di marzo, ma evidentemente sulle tasche dei lavagnesi al momento tutto questo non avrà effetti concreti, in considerazione del fatto che la tassazione locale è già al massimo. A seconda del tipo di decisione della magistratura contabile, se accetterà il piano di rientro presentato o propenderà per il dissesto dell'ente, andrà a cambiare solo il modo in cui il comune si comporterà nei confronti dei creditori. In caso di fallimento pagherà quello che potrà proporzionalmente a ciascun debito, altrimenti lo farà in maniera completa secondo il piano presentato. La rapidità del procedimento è essenziale comunque anche per la nuova amministrazione che si insedierà al termine delle prossime elezioni, che, fonti ministeriali, danno a fine maggio. Manca ancora l'ufficialità, ma secondo indiscrezioni potrebbe esserci un accorpamento fra elezioni europee ed amministrative. La commissione straordinaria resterà in carica fino alla proclamazione del nuovo sindaco, il giorno dopo dunque la conclusione delle votazioni e del relativo spoglio. La cronaca adesso, lavoratori in nero, mensa non autorizzata dalla ASL e ragione sociale camuffata per non pagare le tasse. Sono le irregolarità riscontrate dalla Guardia di Finanza in una scuola dell'infanzia del Tigullio Centrale. A seguito di ciò la struttura è stata chiusa e il titolare sanzionato con 30.000 euro di ammenda e diffidato a versare i contributi non versati ai lavoratori. Il controllo delle fiamme gialle della compagnia di Chiavari ha permesso di verificare come quest'ultimo, il titolare, negli ultimi 3 anni abbia impiegato 9 lavoratrici completamente in nero, in un caso per un periodo superiore ai 200 giorni.
Oltre a queste, 5 lavoratrici erano irregolari perché parte della retribuzione arrivava in nero oppure perché le ore di lavoro non corrispondevano a quelle indicate nel contratto. Secondo i finanzieri, inoltre, l'attività sarebbe celata sotto la forma di associazione, era a scopo di lucro e pertanto avrebbe fruttato un'evasione fiscale per 200.000 euro di ricavi. Ultima inottemperanza, ma forse anche la più grave, era relativa alla mensa, visto che la preparazione risultava esercitata senza le autorizzazioni del Comune e quelle igienico-sanitarie della ASL. Il turismo adesso, gli alberghi del Levante avranno un quinto delle prenotazioni in meno quest'anno per le festività di fine anno. È l'esito immediato del post mareggiata, ma è anche l'effetto del rimbalzo dopo il boom dello scorso anno. Secondo Aldo Verdin, presidente degli albergatori del Levante, occorre cambiare immediatamente strategia di comunicazione perché altrimenti anche i posti di lavoro sono a rischio. Sentiamo. Come stanno andando le prenotazioni per queste festività natalizie? Vanno un po' a rilento, ci attestiamo un meno 20% circa su tutto il territorio. È anche vero che l'anno scorso è stato un anno irripetibile, perché non abbiamo nemmeno la scusa della neve che in montagna in questo momento non ce n'è. E quindi probabilmente è dovuto a un fattore psicologico e dovremo lavorare molto sulla comunicazione per salvare i prossimi mesi, gennaio e febbraio. Dovremo terminare di parlare della mareggiata, dei danni che ha provocato, delle immagini che ormai hanno visto in tutto il mondo e far vedere il nostro territorio come è sempre stato, insomma, con delle bellissime giornate di sole, un mare tranquillo e una vita tranquilla che continua a scorrere. Ci accingiamo ad andare incontro a gennaio e febbraio che normalmente si risente subito della primavera in arrivo. Quindi la base c'è. Bisogna provocare le persone, specialmente i nostri bacini di utenza che in inverno sono Milano, Torino, e convincerli di venire e di ricominciare a frequentare il Tigullio. I livelli occupazionali, dunque il numero di persone occupate negli alberghi del Levante, che sono un polmone economico importantissimo per le famiglie del territorio, verranno mantenuti o c'è il rischio di una riduzione anche dei posti di lavoro? Beh, sicuramente c'è il rischio dell'occupazione, chiaramente, perché tenere aperto degli alberghi hanno un costo molto pesante, perché negli alberghi ci sono i costi variabili e ci sono dei costi fissi che sono pesanti, perché dobbiamo mantenere l'organico a dei numeri sempre alti. Quindi chiaramente se si intravedono poche soluzioni e ci accingiamo ad andare incontro a un periodo di crisi, è chiaro che il livello occupazionale scenderà. Buona notizia che andiamo a leggere sul nostro sito teleradiopace.com. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore Giacomo Giampedrone, ha stanziato 1,5 milioni di euro per la colonna mobile regionale. Il finanziamento servirà a potenziare la macchina della protezione civile per intervenire in caso di necessità, sia nelle emergenze locali che nazionali. In particolare è previsto un piano di investimenti in beni strumentali per potenziare tutte le fasi fondamentali della colonna mobile, dalla logistica alla preparazione e distribuzione dei pasti, dalla sanità al rischio idraulico, dalle telecomunicazioni alla ricerca delle persone sotto le macerie. Questo ha lo scopo di rendere sempre più efficiente ed efficace la risposta durante l'emergenza. Ed è Paolo Cavagnaro, direttore dell'ASL sanitario dell'ASL 3 Genovese e prima ancora direttore generale dell'ASL 4 Chiavarese, il nuovo commissario straordinario dell'ASL 2 Savonese. Oggi la giunta regionale ha approvato la delibera. Cavagnaro sostituirà Eugenio Porfida, lo farà dal 1 gennaio 2019 fino alla scadenza naturale del contratto del direttore generale, ovvero fino al 31 luglio prossimo.
E 1 milione di euro per agriturismi e fattorie didattiche. La Giunta ha approvato il bando per le domande di sostegno di pagamento per la creazione e lo sviluppo di attività extra agricole. Il bando è finalizzato a investimenti necessari alla creazione o al miglioramento di attività agrituristiche e di attività didattiche che divulgano i metodi di coltivazione e allevamento tradizionali, le cosiddette fattorie didattiche. E ha come obiettivo incrementare il reddito aziendale, contribuire alla sostenibilità economica delle imprese e creare o stabilizzare posti di lavoro all'interno di queste. Le domande potranno essere presentate dalle micro e piccole imprese agricole dotate di partita IVA dal 15 gennaio al 15 di marzo. Il contributo potrà arrivare fino a 200.000 euro per beneficiario ed è pari al 50% della spesa ammessa. E questa mattina alle 7:30 sono iniziate le trasmissioni del nostro nuovo canale di informazione Telepace News, visibile al canale 187 del digitale terrestre. Il nuovo canale ha preso avvio con la rassegna stampa che di fatto da oggi diventa il primo telegiornale della giornata e che da questa settimana non ci sarà più solo dal lunedì al venerdì, ma andrà in onda anche al sabato mattina. Quella del nuovo canale di informazione è una nuova sfida per il 2019 per l'emittente televisiva diocesana. Il canale è attivo 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno. Sarà sempre fedele alla linea e allo stile editoriale di Telepace, caratterizzato dall'essere al servizio di Dio e dell'uomo. È il primo canale all news locale del Tigullio ed il primo all news di informazione cristiana. Il nuovo canale sarà visibile su tutti i televisori senza decoder aggiuntivi. Se si riscontrassero problemi di ricezione occorre in prima battuta risintonizzare il proprio televisore o il decoder, un servizio al quale l'emittente si affida e si appresta confidando come sempre in questi anni sull'aiuto del suo pubblico. E nel corso della nostra tradizionale diretta di Natale abbiamo proposto alcuni collegamenti telefonici con persone originarie del Tigullio che stanno vivendo un tempo di missione all'estero. Fra loro ci sono Danilo e Giulia Roccati, giovani sposi, genitori di 3 bambini che si trovano da un mese a Lucma in Perù, dove vivranno per 2 anni per ristrutturare e inaugurare una scuola di falegnameria per ragazzi. Li abbiamo raggiunti telefonicamente. Ora siete a Lucma da circa un mese, come sta andando? Sta andando bene, sì, siamo arrivati dopo aver fatto un giro nel nord del Perù a vedere altre scuole per prendere un po' ispirazione, capire un po' quali sono i problemi, le cose da fare eccetera. Adesso siamo arrivati da una ventina di giorni, stiamo bene, ci stiamo ambientando sia noi che i bambini, però il posto è molto bello, ci sono altri bambini sia peruani che di famiglie italiane che vivono qua, quindi i bambini si trovano molto bene. Lucma è un paesino che è 2800 metri e adesso in questo periodo sta iniziando la stagione delle piogge, quindi piove abbastanza spesso, però il paesaggio qua è molto verde perché appunto essendo che piove tanto è molto verde, insomma anche se siamo quasi a 3000 metri c'è molta vegetazione, alberi così, la gente vive sempre del lavoro che dà la terra, più di alcune piccoli negozi che hanno, vendono qualcosina in paese e niente, un paesino molto semplice, le case sono fatte ancora così con i mattoni di fango e paglia, così. Puoi ricordare qual è il progetto che vi vede impegnati a Lucma per i prossimi anni? Sì, noi siamo venuti qua per 2 anni per aprire una scuola di falegnameria che era stata chiusa un po' di anni fa e diciamo che la struttura c'è, però bisogna rimetterla in piedi, quindi riattrezzarla. C'è da invitare i ragazzi a una scuola di falegnameria dove i ragazzi, essendo che vengono da posti molto lontani della stessa valle, vivranno con noi e quindi bisogna accoglierli, quindi renderlo un posto accogliente, abitabile, bello. Ed è una scuola di falegnameria, quindi ci sono le ore di teoria e ci sono le ore di pratica che sono più o meno la metà, e poi appunto questi ragazzi quando finiranno di fare questa scuola, quando se vorranno, avranno la possibilità di venire a lavorare nella cooperativa che c'è invece nella missione appena sopra la nostra di Lucma, che è una missione che già da tanti anni che c'è, dove i lavori vanno avanti già da parecchi anni appunto con il lavoro dei mobili, con la cooperativa eccetera, che poi si vendono in Italia e anche qua a Cusco in molti posti si stanno vendendo adesso.
Nell'amicizia con Gesù la vita rifiorisce e per questo non c'è un solo giorno che sia inutile. Lo ha ricordato il Vescovo, Monsignor Alberto Tanasini, celebrando l'Eucaristia nella residenza Anni Azzurri di San Pier di Canne a Chiavari. Un momento preparato con cura dai fedeli della parrocchia che prestano il loro servizio per le persone ospiti. Vediamo. La residenza protetta Anni Azzurri di Chiavari si trova nel quartiere di San Pier di Canne. I fedeli della parrocchia ogni anno animano la celebrazione dell'Eucaristia per le persone ospiti della struttura in occasione del Natale. Gli anziani che vivono nella residenza partecipano a questo momento come occasione privilegiata per celebrare il cuore del Natale. Gesù si è manifestato ai più poveri di allora, che erano i pastori, e l'anziano, l'infermo, il bisognoso, ecco, sono coloro che oggi in modo particolare accolgono per primi Gesù, quindi è importante anche permettere questo incontro. E se forse il rischio è quello di considerare la propria vita inutile per chi sta di fronte al suo tramonto, il Natale di Gesù è lo stupore per un'esistenza che può ricominciare ogni giorno e non è mai inutile. Come? Lasciando che Gesù diventi amico. Il Vescovo Alberto Tanasini lo ha ricordato con affetto agli ospiti della residenza protetta, citando come esempio l'amicizia fra Gesù e Giovanni l'Evangelista. Non devi essere particolarmente intelligente, non devi essere particolarmente acuto, non devi essere particolarmente colto. No, per conoscere Gesù bisogna amarlo. Non c'è un giorno della nostra vita che non valga. Gesù è venuto a riempirla con la sua amicizia, col suo amore. Per gli anziani ospiti della struttura di San Pier di Canne non è mancato l'affetto dei fedeli della parrocchia, neppure durante il tempo della preparazione del Natale. Nel presepe che abbiamo fatto qui in questa casa abbiamo scritto una frase attribuita a San Francesco d'Assisi che dice così: la vita di Cristo era chiusa tra due legni, il legno della mangiatoia e il legno della croce, e il Vangelo di oggi parlava della resurrezione, quindi il Natale è la luce, che è Gesù, che diventerà piena, bella nella resurrezione e sarà partecipata all'umanità intera grazie al dono d'amore della sua vita. E il Tigullio si conferma terra del buon vivere. Il comune di San Colombano Certeno annovera da pochi giorni una nuova centenaria. Si tratta di Romilda Aste, che ha spento 100 candeline alla vigilia di Natale. La signora Romilda abita nella località di Castagnola, ha festeggiato il compleanno nella sua abitazione. Il sindaco Giovanni Solari ha portato personalmente gli auguri da parte dell'amministrazione comunale e ha condiviso un momento conviviale con la famiglia della centenaria. Per Romilda anche un regalo, una targa a ricordo di questa giornata di festa. E i bambini del catechismo delle diverse parrocchie di Lavagna hanno voluto regalare ai commercianti del centro e non solo un presepe fatto con le proprie mani. Per chi lo ha voluto e ha accettato il dono, la rappresentazione della Natività è tornata ad impreziosire la vetrina dei negozi. Vediamo. La pace nasce dal dono della vita e questo è il messaggio che i bambini del catechismo delle diverse parrocchie di Lavagna hanno voluto fare alla propria città e lo hanno donato sia attraverso un biglietto colorato ma soprattutto regalando a quasi tutti i commercianti del centro e non solo un presepe fatto con le proprie mani. Per chi lo ha voluto e ha accettato il dono, la rappresentazione della Natività quest'anno è tornata ad impreziosire la vetrina del negozio, in alcuni casi prendendo il centro della scena, altre volte affiancandosi al presepe che già si trovava esposto. Un gesto semplice e sincero, vissuto con allegria ed entusiasmo dai piccoli delle parrocchie. Dai bambini con tanto entusiasmo perché abbiamo proposto loro di scrivere ai negozianti delle CIV di Lavagna chiedendo loro di rimettere nelle vetrine, come eravamo abituati a vedere fino a tanti anni fa, il presepe. C'è stata una buona risposta da parte dei negozianti che ci hanno chiesto di preparare dei piccoli presepi, anzi gliel'abbiamo offerto noi, ecco, che avremmo preparato questi piccoli presepi che poi sono stati messi ed esposti in molte vetrine. Quanti ne sono stati realizzati? Allora, i bambini ne hanno realizzati 36 e più uno che abbiamo donato al nostro vescovo. Molti negozianti hanno fatto loro il presepe e lo avevano esposto, alcuni lo esponevano già da anni e qualcuno addirittura ne ha messi fuori due, il proprio e quello dei bambini.
Ci sono state reazioni, come sono stati accolti questi presepi anche dagli acquirenti, da coloro che entravano nei negozi? Ma questo bisogna chiederlo ai negozianti. Ho visto che i negozianti erano molto contenti dell'iniziativa e appunto anche il numero di presepi che ci hanno richiesto lo testimonia. E contenti di questo segno che vedo che hanno esposto nelle vetrine, abbiamo messo anche un cartoncino con gli auguri e i bambini sono stati molto contenti di questo, hanno faticato, c'è stata una catechista in particolare che li ha aiutati, qualche mamma, qualche volontario, qualche giovane, e abbiamo fatto un po' tutto all'ultimo, quindi abbiamo un po' corso. L'anno prossimo magari ci muoveremo un po' prima perché vogliamo portare avanti l'iniziativa. Niente botti a Capodanno a Santa Margherita Ligure. Il sindaco Paolo Donadoni ha firmato un'ordinanza che vieta su tutto il territorio comunale, sia in luoghi pubblici che privati, nei giorni del 31 dicembre e 1 gennaio, l'accensione e i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi e ogni altro artificio pirotecnico, anche se di libera vendita. A Rapallo, invece, dalle 20 del 31 dicembre alle 5 del mattino del 1 gennaio è disposto il divieto di vendita e detenzione di bevande in vetro e lattine per ragioni di pubblica sicurezza. Contemporaneamente il Comune ha disposto la chiusura al transito veicolare e l'interdizione alla sosta a tutto il lungomare Vittorio Veneto dalle 20 del 31 fino alle 7 del 1 di gennaio, questo per permettere lo svolgimento della manifestazione Midnight in Rapallo. E Rapallo perde un altro pezzo di storia del territorio, è morto infatti a Lavagna il titolare dei Bagni Vittoria di Rapallo, Giacomo Ratto, aveva 72 anni. I funerali saranno celebrati domani pomeriggio 29 dicembre alle 10:30 nella Basilica dei Santi Gervasio e Protasio. Andiamo ora a Sestri Levante. Oltre 400 persone all'auditorium dell'ex convento dell'Annunziata hanno assistito al concerto degli Heart and Soul. Le band del Sud Carolina per la prima volta in Europa ha proposto un ampio repertorio di canti della tradizione gospel. Sentiamo. Arrivano dal South Carolina, sono una band che prevalentemente suona nelle chiese, suona questo genere qua, che per noi va molto di moda nel periodo natalizio, ma per loro è, diciamo, è il pane quotidiano, nel senso che ormai in ogni chiesa viene suonato questo genere e soprattutto viene suonato come è stato interpretato questa sera qua, con una band che suona, non soltanto con i cantanti come forse accadeva più nella tradizione, diciamo un aggiornamento più in chiave moderna che incontra sicuramente di più un audience di tipo diverso, quella diciamo europea tendenzialmente apprezza molto il fatto che ci sia anche una musica d'accompagnamento sotto, nonostante ciò non perdono lo spirito delle loro origini, nel senso che comunque la figura religiosa è sempre molto presente all'interno di ogni pezzo, anche se sono dei pezzi che magari non sono prettamente da considerarsi nel genere gospel, e diciamo che fondamentalmente quello che si percepisce dal palco, soprattutto in questo caso perché loro sono persone molto vere, sono i reali sentimenti, il reale feel, il reale trasporto che mettono nel genere che suonano. Il festival si sta allargando, quali sono le prospettive e quali sono gli obiettivi? Questa sera abbiamo avuto l'occasione, su richiesta di alcune agenzie, di portare per la prima volta qua un gruppo gospel molto particolare che è legato molto all'antica tradizione del gospel e del soul. Sono riusciti a produrre una bellissima cosa, la sala era piena, la gente è uscita contenta. Noi vediamo, abbiamo delle possibilità limitate perché il nostro contributo pubblico è di 5.000 euro. Continuiamo a credere in questo fondamentalmente per una cosa, perché noi sappiamo che la musica è un aspetto che unisce le persone, non li allontana, perché attraverso la musica si formano generazioni che seppure non diventano dei professionisti conservano nelle loro qualità la capacità di suonare e di farlo.
La nascita di Gesù nel cammino dell'uomo è il titolo invece del concerto che si terrà a Chiavari nella chiesa dei Frati Cappuccini di Viale Trapani domenica prossima alle 15. Marina Rivarola presenterà il gruppo Antares diretto da Maria Rita Mori con la voce solista di Graziano Gigante e la corale parrocchiale di San Quirico e Montepegli di Rapallo diretta da Loredana Oricelli. La sezione di Chiavari dell'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti propone per questa sera all'Auditorium delle Clarisse di Rapallo lo spettacolo E finalmente la neve. Sul palco a partire dalle 21 Nicolò Pagliettini e il coro Mani Bianche Chiavari Liguria. Durante la serata verranno raccolte offerte proprio per la sezione chiavarese dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. E nella nostra scheda adesso altri appuntamenti per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per sabato 29 dicembre. Ciaspolata sulle tracce del lupo nel Parco dell'Aveto, la propone l'Ente Parco, ritrovo alle 9 al centro visite di Rezzoaglio, rientro previsto per le 16. Cerimonia del confuoco a Santa Margherita Ligure alle 9:15, partenza del corteo storico in costumi rinascimentali da Piazza San Siro, destinazione Piazza Caprera dove si svolgerà la manifestazione. Mercatino dei sapori e delle tradizioni in via Rivarola a Chiavari, dalle 10 alle 20 oltre 40 imprese agroalimentari provenienti da tutta Italia esporranno i loro prodotti tipici. A Santa Margherita Ligure dalle 15 auguri di buon anno in musica con la sfilata della Filarmonica Cristoforo Colombo per le vie cittadine. Il Museo della Città di Sestri Levante propone laboratori di Natale gratuiti per bambini condotti dagli archeologi Giada Molinari ed Emanuele Alessio. Ritrovo a Palazzo Fasce a partire dalle 15. Trigoso ricorda Giovannino Guareschi. Alle 15:30 nella chiesa di Santa Sabina Luciano De Lucchi leggerà la favola di Natale nella riduzione di Mario Dentone. La lettura avrà vari intermezzi musicali scelti e suonati da Francesco Gardella e dai suoi allievi. Concluderà Marcello Vaglio, socio del Club dei 23, che parlerà di Guareschi e il Natale. A Villa San Giacomo di Santa Margherita Ligure, concerto Amor Sacro, Amor Profano, a cui è collegata una raccolta fondi per la città danneggiata dalla mareggiata. Inizio spettacolo alle 16:30. Alle 17 nella chiesa di San Bartolomeo della Ginestra a Sestri Levante verrà presentato il libro Una notte, il bambino di Federica Brugnotti. Sarà presente l'autrice e l'editore Marco Del Pino. Parata itinerante Moonlight, luce di luna per le vie cittadine di Santa Margherita Ligure. Lo spettacolo inizia alle 17. Al Santa Claus Village di Santa Margherita Ligure, sempre alle 17, concerto dei Parapendio che proporranno brani classici del Natale e cover di canzoni italiane e straniere. La storica mareggiata del 29-30 ottobre 2018, cosa è successo e perché? È il tema della conferenza in programma nella sala Vinzoni di Bonassola a partire dalle 18. Ancora a Santa Margherita Ligure nell'oratorio della Dolorata, concerto del coro Voci d'Albe, i nostri canti in tempo di Natale, si inizia alle 21. Infine all'ex convento dell'Annunziata di Sestri Levante a partire dalle 21 andrà in scena lo spettacolo di parole e musica Ad Aveni Baffone con Cisco Bellotti e Carlo Albè e i musicisti Simone Coppellini e Massimiliano Frignani. Sono aperte al pubblico le natività allestite in occasione del concorso Presepi in Fontana Buona, giunto alla 31esima edizione. L'iniziativa è nata nel 1988 per riaffermare la tradizione cristiana del presepe, mettendo in risalto anche gli aspetti culturali di ogni zona della vallata, per far conoscere le chiese e per far apprezzare il fascino invernale della Fontana Buona. I presepi saranno aperti sino al 13 di gennaio. Presenti anche due presepi ambasciatori, uno a Viganego di Bargagli sul versante genovese, l'altro nella zona pastorale di San Pier di Canne a Chiavari. E uno sguardo alla nostra programmazione. Questa sera torna l'appuntamento con Noi Chiesa, la rubrica dedicata ai temi della vita della diocesi di Chiavari. Appuntamento alle 21:10 su Telepace 1 al canale 15. Vediamo un'anticipazione della trasmissione di questa sera. Dio dona la bontà ad ogni uomo. La riflessione del Vescovo nella solennità del Natale. Contro la cattiveria che si vive a molti livelli, ha detto, occorre riscoprire la bontà instaurata da Dio in ogni uomo. La vita che rifiorisce nella luce del Natale. Accanto ai detenuti, nella casa di reclusione di Chiavari, volontari, religiosi e amici hanno preso parte alla celebrazione della messa alla vigilia di Natale. Santa Messa di Natale nella residenza Anni Azzurri di San Pier di Canne a Chiavari. Nella luce del Natale non c'è un solo giorno della vita che sia inutile. Assemblea del Forum delle Associazioni Familiari del Tigullio. Il piano natalità è la missione per il prossimo decennio. Per sviluppare politiche a misura di famiglia occorrono forze giovani.
La Chiesa che si fa prossima al mondo dello sport. Alla festa natalizia della scuola pallavolo di Carasco, Don Alessio Albertini ha invitato il mondo dello sport ad essere motivo di inclusione. E si conclude così questa edizione di Tiguglio Oggi. L'informazione torna domani mattina alle 7:30 con il buongiorno di Teleradio Pace e poi alle 12:45 la prima edizione del TG13, informazione che continua in tempo reale sul nostro nuovo canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata.